Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati in questa nostra rubrica dei Joseki for Dummies. Allora, in questa puntata proseguiremo con il discorso che avevamo cominciato con il primo video, ovvero quello dell'attacco del Kakari al Sansan di Nero, partendo con di fatto lo stesso approccio della volta scorsa. Nella volta precedente avevamo visto come attaccare questa pietra con l'idea di andare a lenire l'influenza di nero nella parte alta del Goban, per cui il Kakari che faceva bianco si faceva appunto in questa posizione e a valle di questa mossa si sviluppavano tre tipi di Joseki, uno molto semplice, uno medio e uno un po' più complicato. Quello che vedremo invece in questa puntata è un approccio che diciamo presuppone l'utilizzo di una tecnica un po' particolare che si chiama in giapponese Katatsuki, oppure in inglese viene chiamata come shoulder hit e tecnicamente si chiama spallata. Ok? Allora, lo shoulder hit, per fare un piccolo excursus, poi la vedremo probabilmente in una pillola, è una mossa in cui se abbiamo una pietra giocata in terza linea, ok, questa viene giocata in una posizione diagonale o qui, ok? E si svolge poi in un determinato modo tutto il Joseki. In questo caso qui andremo a fare anche qui uno shoulder hit, però questo è uno shoulder hit, quindi uno Katatsuki un po' particolare in virtù del fatto che siamo nell'angolo. Per cui noi, giocando la nostra prima mossa del Joseki nel Oshi, in questa posizione, noi stiamo di fatto facendo contemporaneamente un Katatsuki che può avere un effetto sia in questa direzione che un effetto in questa direzione, perché vedete è diagonale sia pensando di andare così ma anche pensando di andare così. La direzione però, una volta che bianco ha fatto questa mossa, non spetta assolutamente al bianco ma spetta al nero. Ecco che adesso vedremo un piccolo scambio, un piccolo Joseki che poi si ripercuoterà anche nella nostra carriera futura, perché questo Joseki, che in questo caso è giocato nell'angolo, viene utile anche quando c'è una pietra avversaria in quarta linea, scusate, in terza linea, ma andremo a vederlo poi nelle altre posizioni in un video ad hoc. Però memorizziamo questa sequenza. Allora, poniamo che bianco appunto cominci il Joseki in quella posizione. Cosa deve fare nero? Beh, nero deve decidere in che direzione spostarsi. Vediamo prima i due casi, però prima impariamo a memorizzare questa sequenza. Dopo un Katatsuki, nero prosegue, bianco prosegue, nero fa un Keima e bianco copre, in questo modo. Facciamolo dall'altra parte, visto che abbiamo detto che è una posizione speculare. Nero prosegue, bianco prosegue, queste mosse si chiamano Nobi, nero salta con un Keima, bianco copre in questa posizione. Vedete, è la stessa posizione ruotata di 90 gradi. Però adesso ci aggiungiamo di più. Pensiamo a come penserebbe nero e a che strategia vuole pensare. Nero vuole difendersi da bianco e cercare di mantenere egemonia sulla parte alta del Goban. Da che parte se ne dovrà andare? Beh, lui dovrà fare l'uscita del Katatsuki verso giù, perché allora bianco continuerà, nero salta con il suo Keima, bianco viene qui e fino a qui tutto a posto. Da qui possono cominciare le famose variazioni. Allora, nero a questo punto potrebbe fare un Keima in questa posizione, perché vedete, qui sicuramente si forma una protezione per potersi impadronire dell'angolo, anche se in questo caso l'angolo
non deve essere considerato come un territorio da difendere per far punti, ma un territorio da difendere per fare degli occhi e per vivere. Con questa ultima mossa invece nero, vedete, si crea questo Keima che è virtualmente connesso a queste pietre e comincia a fare influenza in questa parte qui del Goban, dove con buona probabilità in futuro potrebbe pensare di capitalizzare del punteggio. Bianco, dopo aver visto quella mossa lì, naturalmente pensa: ottimo, visto che lui è andato di qua, io mi estendo in questa posizione. Questo è il Joseki finito. Proviamo a vedere invece la condizione speculare, quella ruotata di 90 gradi. Quindi abbiamo il bianco che fa Katatsuki. Nero qui invece cosa dice? Nero dice: posto che lì ho quello Shimari che mi copre bene il mio angolo, ok, voglio approfittare del Katatsuki per tenermi sempre il mio angolino di qua e andare a lenire l'influenza che potrebbe cominciare a far bianco in questa posizione, visto che qui c'è una sua pietra. Ecco quindi che nero, invece che scappare di qua, se ne scappa nell'altra direzione, per cui se ne va qui, bianco prosegue, nero salta, bianco chiude, nero fa il suo Keima, bianco fa la sua estensione. Ecco, vedete che qui si forma esattamente la stessa cosa che si era formata prima nel caso precedente, però in questo caso qui l'influenza che nero comincia ad avere qui, essendoci questa pietra di bianco qui in fondo, non si traduce in farò territorio, ma si traduce in compenserò quello che bianco potrà farmi qui. Naturalmente bianco, giocando lo stesso Joseki, fa un ragionamento speculare. Dice: benissimo, posto che lui si è tenuto l'angolo e si fa influenza in questa posizione, io con questo salto qui comincio a fare controinfluenza in quella direzione lì. Naturalmente qui la partita è ancora aperta, però solo, vedete, semplicemente ruotando il Joseki di 90 gradi si possono ottenere due soluzioni che naturalmente fanno scopa con la personale visione che ha il giocatore. Un giocatore che vuole giocare tanto per il territorio farà, come nel caso precedente, l'influenza per cercare di prendersi il territorio qui. Giocatore che invece vuole essere sicuro di avere la possibilità di mettere il becco, diciamo così, in ogni punto del Goban per avere anche la sua da dire in quella posizione, giocherà il Joseki in questa posizione. Ma proviamo a vedere, come nella puntata precedente, alcuni errori che potrebbero fare o nero o bianco e come naturalmente se uno conosce bene il Joseki dovrebbe anche riuscire a saper rispondere, anche se la mossa fatta dall'avversario è una mossa non Joseki. Allora poniamo che sia bianco il primo a sbagliare il Joseki, quindi dopo il Katatsuki poniamo che nero se ne scenda in questa posizione, bianco se ne scende come previsto, nero fa il suo Keima, ecco bianco qui invece di andarsene a chiudere in questa posizione decide per esempio di pensare di mettere in difficoltà nero facendo una forzatura in questa posizione per minacciare il taglio. Naturalmente questa è una mossa assente al quale nero deve rispondere, per cui qui nero naturalmente non è che ha molta scelta dopo questo errore di bianco. Nero qui è costretto a connettere le pietre in questa posizione. Ecco che qui bianco ha creato certo forse un muro un po' più grande, ma nero qui è sicuramente connesso e ha sicuramente ottenuto quello spazio angolare che gli permette sicuramente di vivere e di fare anche qualche punticino. Se bianco adesso volesse correre ai ripari, per esempio recuperando la mossa che non ha fatto prima, benissimo, nero qui adesso è padrone di fare qualsiasi cosa voglia. Probabilmente potrebbe essere consono continuare con il Joseki visto la volta precedente, ma in virtù di questa pietra qui con buona probabilità anche fare una mossa del genere dove comincia a consolidare in modo più importante l'influenza in questa posizione gli permetterebbe, in caso di un'uscita di bianco sconclusionata come in questo caso qui, di andare a bloccare con una ne in questa posizione
e vedete si andrebbe a creare sicuramente un'influenza molto più importante e determinante, visto che questo taglio è una scala a perdere in questa posizione. Ecco quindi che un errore di bianco si ripercuote indietro contro il nero. Ma vediamo adesso invece un errore che potrebbe fare nero. Ecco un errore tipico e che ho visto far molto quando gioco contro dei neofiti, che naturalmente sono ancora ancorati al concetto di voler far subito dei punti e di difendere strenuamente gli angoli, perché li considerano dei punti dove se si raggiunge l'egemonia si riesce appunto a vincere la partita, a far punti. Tipicamente l'errore che ho visto fare dopo un'apertura Sansan, che già di per sé è un'apertura che sottende la volontà di voler fare subito del territorio, vanno a enfatizzare ulteriormente questa volontà. Di conseguenza, dopo un attacco Katazuki come quello, vanno tipicamente o di qua, poniamo che vengano di qua, a voler, vedete, cercare di chiudere quanto più possibile l'angolo. Qui bianco ha un po' l'imbarazzo della scelta, perché bianco potrebbe tranquillamente venire su con un nobi in questa posizione, e se anche nero facesse una ne, bianco se ne andrebbe in questa posizione. Qui tipicamente la risposta del neofita potrebbe essere addirittura un tenuki da un'altra parte, se non sa che questo è un taglio, per cui se dopo nero appunto va a tenucare da un'altra parte, bianco qui cattura e fa disastro. Oppure se un nero neofita però con un po' più di pratica che va a connettersi in questa posizione, bianco adesso sì ha il sente e può fare tranquillamente tenuki da qualsiasi altra parte, perché anche se nero volesse approcciare quel taglio lì, come potete vedere, questo è una scala a perdere se nero ci dovesse giocare dentro. Per cui bianco potrebbe andare a fare uno shimari, per esempio in questa posizione qui, visto che ha giocato nell'Oshi ed ha un territorio enorme, oppure potrebbe ad esempio continuare con un Sanren 6, diciamo, sfruttare il suo sente che in questa fase della partita diciamo non è ancora importantissimo, per esempio andare a creare questo Sanren 6 e a creare, diciamo, un doppio aspetto, una doppia minaccia, la minaccia di riuscire a far tantissimo territorio qui, che se non venisse subito approcciato garantirebbe quasi sicuramente la vittoria a bianco, e di conseguenza anche un'influenza verso il centro per un semplice errore, vedete, quindi per un sente guadagnato nel momento giusto. Un altro errore di nero che potrebbe fare, quindi se bianco invece di andare nel nobi decidesse di fare un salto del genere, tipicamente un neofita che ha fatto questa mossa la fa perché vuole proteggere l'angolo, e qui entra anche un po' la psicologia. Di conseguenza, se bianco è un po' più addentro al gioco, sa che facendo quella mossa lì viene vista quasi sicuramente dal nero come una minaccia di ingresso. Ecco che se nero si chiude, bianco va semplicemente a chiudersi, e potete notare come nero abbia fatto 2, 4, 6 punti contro sicuramente nessun punto di bianco, però una muraglia cinese che avrebbe egemonia in questa posizione qui e comincerebbe a minacciare quelle due pietre lì, e sarebbe sicuramente un grossissimo vantaggio per bianco. Che dire? Io vi ringrazio per l'attenzione, anche per questa nuova pillola, questa nuova puntata di Joseki for Dummies. Vi consiglio di studiarvi questo Joseki insieme a quelli che abbiamo visto la volta precedente, e vi suggerisco di scaricarvi, qualora non l'aveste già fatto, degli SGF tipo il Kogo Joseki Dictionary, che è un popolarissimo file SGF dove ci sono tutte le variazioni e dove mi documento anch'io per farvi queste lezioni, chiamiamole così, dove ci sono naturalmente molte più variazioni e dove potrete fare un po' di esercizio, e dove sicuramente arricchirete il vostro repertorio di Joseki da utilizzarsi poi durante la partita. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo Joseki for Dummies. Ciao a tutti!